Buongiorno a tutti, eccoci con la nuova puntata di Arte, Cultura e... Oggi tratteremo Conegliano come tema principale con un ospite locale. Qui alle mie spalle ho un indizio di chi è, ma non andate via che lo scoprirete dopo. Eccoci tornati, adesso io presenterei il mio ospite, anzi la mia ospite, che è interessante, ma vi lascio dire da lei chi è. Eccoci qua. Ciao Deborah! Ciao! Allora, qua con me ho Deborah Vasei, Sì, ideatrice di Ricrearti, sì. che è un progetto sostenibile. Sì. E per quello che so, tu ormai hai fatto grandi cose e stai portando avanti veramente un bellissimo progetto e delle belle collaborazioni e hai Grazie. delle belle soddisfazioni e io ho potuto vedere come alle nostre spalle abbiamo un'altra, sempre Un'idea, Sì. un'idea concretizzata, no? Perché poi il bello dell'idea è riuscire a concretizzarle. Sì. Mm. Brava e beh, lascio parlare a te a questo punto. Sì, sì. Parto da Ricrearti. Certo, parlami pure di Ricrearti. Allora, Ricrearti è un progetto dove principalmente utilizzo tutti gli scarti di lavorazione aziendale e le cose che le persone buttano per trasformarle in oggetti di vario tipo, quindi dal merchandising inteso come il piccolo gadget alla borsa. È nato nel 2006, quindi qualche anno fa. È nato, tra l'altro, un progetto anche filosofico, diciamo, perché nasce a seguito di una morte, che è stata la morte di mio papà. Ok. E paradossalmente ho capito che in realtà non moriamo, ma ci ricreiamo. E sembra strana questa cosa, però io che prima facevo tutt'altro perché facevo la consulente di marketing, figurati, quindi avevo lavorato in un'azienda abbastanza importante in Italia, insomma, dove andavo nelle aziende a proporre come comunicare il loro prodotto. Pertanto sapevo, insomma, ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere e di scoprire da come nasce la vite, come nasce un ponte, come nasce un manichino, come nasce la maglia. E quindi cosa è successo? Quando ho messo in discussione la mia vita in seguito a questo lutto, ho detto ma in realtà no, ci deve essere qualcosa di più. E quindi ho cercato di prendere quello che era la mia conoscenza e dire alle persone, alle aziende che avevo conosciuto, ma non buttate le cose, ricreiamole. Infatti, ecco qui, io ho una creazione proprio sua, una così anche piccolina, come si dice, una borsa, bellissima veramente. Una Poi ho tie visto che- bag, perché sono fatte con le cravatte. Ah sì, infatti possiamo notare, quindi voglio far vedere Straggino. ai nostri amici che ci stanno osservando e guardando, bellissima, proprio, ma una borsa veramente fatta bene. Sì, è una shopper. Cioè, veramente bella, complimenti. Tutta riciclata, possiamo Tutto con dire. materiali di recupero. Tutto Sì, con materiali di assolutamente. recupero. E nello specifico sono materiali coneglianesi. Ecco. Perché Quindi dobbiamo- lo specifichiamo. Specifichiamo, perché- specifichiamo Conegliano. Materiali utilizzati per pubblicità nei negozi di Conegliano, Sì. oppure pubblicità di mostre.
e nello specifico riuso creativo di qualche esposizione fatta a Conegliano nell'ambito sempre dei nostri progetti. Bello, perché E diamo quindi, valore sì. anche alla nostra città. Assolutamente, Quindi è tra importante. l'altro queste tie bag sostengono tutte le nostre attività, nel senso che la prossima mostra che faremo allo shopping center si sostiene grazie alla vendita ricavato di queste borse. Sono bellissime, scusa. E è stata fatta proprio una ne prendo altre richiesta, perché sì, è stata fatta una richiesta ai cittadini, ai condomini, nello specifico dello shopping center, di fornirci le cravatte. E Sono abbiamo tutti ottimizzato, gusti, ragazzi. e le foto che vedete, per esempio le foto che si vedono sullo sfondo di quella mostra, sono state riutilizzate per fare le borse e finanziarci appunto la mostra sul paesaggio che inaugureremo il 21 di questo mese, insomma di dicembre. Ed è proprio un progetto sostenibile, perché tu utilizzi le cose ma pensi già a come riutilizzarle una volta finito, in modo che diventi sostenibile a 360 gradi, così come tutto il format delle esposizioni fatte sia in via 20 settembre che appunto allo shopping center di Conegliano. È interessante, è una cosa, anche un bellissimo progetto, perché innanzitutto valorizziamo comunque allora, la nostra città, Conegliano, valorizziamo l'arte, perché città comunque Conegliano è città d'arte, ma oltretutto valorizziamo ciò che magari le persone non danno tanto importanza, importanza, certo. quindi gli diamo un'ulteriore importanza a qualcosa che magari la gente dà per scontato. Assolutamente, O che sì, non questo- usa, o invece di buttarlo, perché buttare? Una cosa di si vederci, può riutilizzare. e ricreare Sì. qualcosa di nuovo. Esatto. È importante. Sì, è importante, poi quando sono partita io non lo si faceva, no? Io mi ricordo che sono andata alla Savano, ho detto ma perché non mi date i vostri materiali, facciamo gli arredamenti, infatti li abbiamo fatti, ho lavorato per azienda a Milano, AXA Assicurazioni, ho fatto il building nuovo a Milano e abbiamo proposto gli arredamenti con i materiali di recupero e quindi poi siamo riusciti anche a farli. No, veramente. Adesso si sente molto parlare, no? Quindi sembra Certo. superato, però pensandoci che sono 12 anni insomma che lo faccio. Sì, ma sono veramente E poi tra originali. l'altro non è che lo faccio da sola, No, il io bello devo- del progetto è Complimenti che... veramente, No. perché sono veramente originali. Sì, a merito dei Proprio- materiali che sono belli e che quindi vengono valorizzati. È chiaro che il bello in tutto questo è che le cose che faccio non le faccio mai da sola per scelta, infatti dovevo complicarmela la vita da brava dadaista. Da brava, giusto perché da brava tu sei, dadaista. diciamo, tutto parte anche della tua passione sul dadaismo e il Sì, surrealismo. sì, più che una passione è una riscoperta dell'essere se stessi, perché tu sai che molte volte noi nasciamo, cresciamo, facciamo un percorso di vita che sembra tutto standardizzato, no? In realtà poi dentro di noi ognuno ha la sua diversità. Certo. La mia diversità probabilmente era stata quella di avere una forte creatività che poi doveva in qualche modo sfogare, che magari per il mio lavoro nell'ambito del marketing già trovava il suo, no? Perché per i clienti era normale inventare la campagna pubblicitaria, era normale inventare. Poi improvvisamente qualcuno mi ha fatto notare che guarda che non è così normale inventare perché mediamente le persone non inventano e quindi da lì la risorsa creativa è uscita, mi sono messa a giocare con i materiali e quando ho cambiato completamente la mia vita che sono andata a vivere da sola, che mi hanno promesso sposa all'altare, quindi abbiamo fatto un cambio creativo, un cambio creativo di vita. Il primo libro che ho aperto era sul dadaismo. E quindi ho trovato questa frase che diceva sul concetto della vita, la forza è di decontestualizzare le cose, farle rinascere, che è un po' la filosofia Dada, che sconvolge le regole, le distrugge, le ricrea, per dire tutto può avere un senso, tutto non lo ha, sono io che lo ridò il senso. E da lì è un po' quello che ho fatto io, nel senso che ho distrutto le regole, le ho ricreate, mi sono decontestualizzata e sono rinata. Non è facile, No, soprattutto non è quando stai semplice. facendo i percorsi di vita, quindi tu decontestualizzandoti, è uguale per i materiali, ti decontestualizzi te stesso Certo. e vale anche per il materiale, decontestualizzi dall'ambito per il quale è nato e lo ricrei. E la forza creativa è di riuscire a farlo, combinare i materiali, l'esperienza, no? Di conoscerne tanti. Infatti poi questo progetto è diventato per Savno la formazione nelle scuole.
se nasce appunto questo progetto sia per il comune di Conegliano che per Savano, dove mi hanno chiesto di andare proprio ai bambini a spiegare, no? Bello, Quindi faccio dei bambini dell'infanzia fino alle scuole superiori, proprio per dire guardate che avete dei poteri, cioè avete veramente, noi abbiamo i superpoteri e non ce ne accorgiamo, potete guardare le cose sotto un altro punto di vista, potete avere un'apertura mentale talmente grande da reinventarvi la vita in ogni momento. E quindi la combinazione di tutto questo fa nascere tutto quello che si vede in giro, no? Il bello è che poi è condiviso con l'associazione Piccola Comunità Onlus e lo faccio con i ragazzi Sì, giusto perché giovani. il tuo progetto comunque è in collaborazione con altre associazioni. Assolutamente, questo è bello. la Piccola Comunità Onlus che è radicata nel territorio e lavora con i ragazzi che hanno purtroppo problemi di dipendenza, è nata quando ho rivisto la mia vita, ho detto ma se io sono convinta che se i ragazzi possono capire il potenziale che hanno, non buttano il tempo a farsi del male, perché spesso c'è la noia, Esatto. ma se possiamo condividere l'idea che la noia si supera osservando con la curiosità e sostenendo sempre degli interessi, posso aiutare questi ragazzi a fare in modo di vedere la loro vita con un altro punto di vista. Poi mi commuovo perché quando mio papà se ne stava per andare ho detto papà guarda mi dispiace che devi morire perché comunque avresti delle cose, sì tu che vuoi vivere te ne devi andare e ho detto magari c'è chi sono i ragazzi giovani che si buttano la vita, è un peccato, e lui mi ha detto guarda vai a dirglielo tu, e quindi da lì è partita questa missione che ho chiamato in comunità, ho detto ma perché non posso parlare con i ragazzi e spiegare loro la bellezza del creare insieme e tutte le cose che si vedono con Conegliano adesso che sono fatte con loro, lo shopping center, via 20 settembre, è il bello di prendere questi giovani, le maschere di Conegliano, tante criticate perché bisognava criticarle, no in realtà sono fatti da questi che di solito sono in giro a fare casino, scusa, mi passi il termine, e per una volta hanno fatto una cosa bella, no? Nel senso che per quanto fossero ricalcate, perché poi non ho mai detto che erano opere d'arte esposte. Ho fatto un progetto sociale, poi gli artisti sono quelli che creano, non quelli che copiano, secondo me che Bisogna creare. E l'importante è che creare, questi si può prendere spunto. Certo. Ripeto, poi sono ragazzi giovani e che manco sapevano cosa fosse una matita, cioè voglio dire, già il fatto di vedergli la maschera stampata, ma così come la dama e il cavaliere che sono esposti allo shopping center, le ha fatto un ragazzo ma che sapeva di saper disegnare e lui ha detto guarda, ho fatto mia mamma e mio papà che erano commossi quando hanno visto cosa sono riuscita a fare. Io ho avuto un uomo che purtroppo è anche mancato con questo problema di Alzheimer, lui è afasia tra l'altro, imprenditore, cioè questo era un imprenditore, girava il Porsche, uno che stava benissimo, improvvisamente, magicamente non ti ricordi più chi sei, non ti ricordi più come dire le cose, ma le vuoi dire? Cioè tu sai cosa devi dire ma non sai come fare a dirlo, e da noi lui poverino arrivava e creava, allora gli dicevamo guarda taglia questo, fai questo, e i discorsi surreali, da qui la mia visione artistica della vita, di 4 parole in croce, che doveva uscire un discorso e poi alla fine entri in sintonia e riesci a capirti. E quindi per me lavorare con queste persone è un'opera d'arte, è come vivere un'opera di Salvador Dalì, perché comunque tu combini tanti pezzetti di frasi scomposte e fai un'opera. Quando hai finito la giornata hai creato un'opera d'arte, una giornata. Poi hai ricreato una giornata diversa. Assolutamente. Hai ricreato una giornata, hai ricreato anche un'occasione in più per stare insieme, no? Certo, e sentirsi valorizzati perché poi l'aspetto emotivo rimane. Anche perché al giorno d'oggi si vive nell'emarginazione. Assolutamente, nella solitudine. Un altro punto sociale abbastanza critico, quindi l'emarginazione. Poi abbiamo po' la solitudine, la gente che va in depressione, cattiveria. Ci sono tante anche proprio le persone non sono neanche comprese, abbandonate se stesse. Sì, sul concetto di cooperazione ci sarebbe la comprensione di tutti, no? Di mettersi nei panni degli altri. Mettersi nei panni degli altri. Il problema è mettersi nei panni degli altri. Quella è una cosa difficile. Così bello, no? Perché poi l'estericità mentale che ti porta a combinarti, a metterti nei panni degli altri, ti apre la mente, ma comunque ti fa stare bene, perché un giorno puoi essere una persona, un giorno in un'altra, in un certo senso, no? Ma non è semplice, bisogna avere tanta sensibilità, avere una capacità di andare oltre. Sì. Quello è difficile, la capacità proprio
Poi credo che a volte ci sia, dovrebbe essere normale, però a volte non è così normale. A volte è una certo. dote mettersi nei panni degli altri, anche perché Hanno non si può formamenti, sapere. sai, secondo me bisognerebbe fin da piccoli che ci sia. Allora, io ho la visione che tutti dovremmo diventare un po' educatori dell'altro, in senso buono, ok? Senza insegnare niente a nessuno, ma se noi iniziamo già dai piccolini a dire la parola magica, prova a metterti nei panni della mamma, prova a metterti nei panni del papà, quindi secondo me tu porti anche il bimbo a mettersi nei panni dell'altro. E diventa un gioco, Certo. comunque ed è bellissimo, Certo. perché comunque No, è vero. e cresci con un'ottica diversa e che ti salva la vita, perché nel momento in cui tu ti metti nei panni del prossimo hai una rielaborazione di quello che ti accade che è completamente diversa ed è molto più elevata, no? Ma È questa vero. sì, è una elevazione anche di coscienza, no? Sì, Ok, è anche cioè, proprio una crescita. personale e spirituale, io poi sono È vero. convinti, sì, sono uno spirito creativo molto sensibile, Beh, certo. quindi no, Ma anche perché tu non dai si so. anima a qualcosa che può essere morto, quindi Ah, se ricrei, sì. riporti in vita Mm. qualcosa che non Certo. c'è, qualcosa che all'apparenza sembra morto, invece in realtà è come una tela bianca. All'apparenza vedi questa tela oppure un marmo, lo vedi così, e un bravo artista, comunque un bravo creativo, Mm. deve riuscire a dare anima al pezzo. Assolutamente, Quindi assolutamente. è Abbiamo una dote, Michelangelo che vedeva esatto. comunque già cioè lui vedeva già il blocco di marmo, lo vedeva già finito, ma è un Esatto. classico comunque come quando mi è capitato, Vedi quando una mi capita di cravatta, cioè l'ho sai già dove vista puoi la maniglia, metterla, cioè, e non è- diventa la maniglia, cioè, la maniglia che- della borsa, cioè diventa qualcosa di diverso, di originale, Certo, ma così di come bello. l'allestimento che vediamo alle spalle, sempre relativo allo shopping center, anche lì è stata una missione, nel senso che mi hanno detto guarda quello che hai fatto in Via 20, che già era nato l'esposizione di arte in città in Via 20, mi ha detto guarda visto che c'è una nuova amministratrice perché non ti metti in contatto e vai a creare. Quando sì, io sì, lo vedevo però non lo osservavo questo ambiente. Quando l'ho visto ho detto, caspita, questa è una stazione che dipingevano gli impressionisti, dico, no? Nel mio modo di vedere. E da lì, da questa ispirazione di Monet, poi ho detto, ma perché non facciamo uno spazio espositivo? Ma perché non penso di utilizzare i tubi per fare le cornici? Quelle che vedete sono tubi di riuso, tutto sostenibile, con 10 euro ti fa una cornice, di colore, no, neanche 3 euro. Perché non mettiamo i fondi bianchi? Perché c'è comunque lì, poi ho anche la fortuna che mi danno carta bianca, perché quando mi dicono progetto, tu guarda, sto prima a farlo che a progettarlo, perché ora che mi metto a disegnare, dammi qua che fermo. Voglio fare non so subito perché mi passa l'entusiasmo, no? È chiaro che poi ti trascini un mondo che quindi... Se voi andate per Conegliano, su dalla scalinata degli Alpini in poi, adesso abbiamo è rinnovato le opere. tappezzata di tutte queste creazioni fatte da loro, quindi è una cosa Sì. bella, importante, dà quel tocco artistico alla città, quindi Certo. la mantiene viva e mantiene Sì, era diventato comunque anche un aspetto viva l'arte, culturale, mantiene proprio assolutamente. viva l'arte. Sì, Perché vi rifate anche alle opere? no, vi noi ci sono alle ristampe di opere ristampe delle d'arte, opere tipo d'arte. adesso ci sono le Ho visto le da lì natività. anche. Io da lì l'ho visto subito. La Madonna di Porligali, Sì. ed è meravigliosa. E questa è stata un'esposizione dedicata alle natività e alle maternità della storia dell'arte, perché comunque quando noi studiamo da Giotto e arriviamo al contemporaneo, c'è un artista contemporaneo coneglianese che è Franco Corocarra. Salutiamo Franco. Sì, Franco. ma l'idea è un omaggio intanto ai 60 anni di pittura, no? 50, 60. È un grandissimo e quindi artista. mi pareva il minimo Maestro, omaggiare. sì. È un maestro. È un maestro, nella Franco. sua pittura di È un ricerca. Quindi il fatto di aver messo in piazzetta 18 luglio, scalinata degli Alpini, 3 riproduzioni di 3 stili diversi e comunque riconducibili uno l'evoluzione dell'altro. Noi abbiamo Cima da Conegliano al centro con l'adorazione di Imagi, abbiamo la Madonna appunto di Salvador Dalì e quindi abbiamo Franco Corocar che ha fatto un omaggio a un'opera del Pinturicchio. E sono tutte reinterpretazioni di questo momento storico che ritorna, cioè di questo momento della tradizione nostra, no? Certo. Che sono le maternità, ma le sacre maternità o piuttosto che le natività. Certo. E il fatto di volerle esporre è portare conoscenza, perché quando cammini, oltre a vedere bello, non vedere il negozio sporco, sfitto,
hai uno stimolo, perché è chiaro non tutti magari sono in grado di coglierlo e non possiamo farne una colpa, però sicuramente l'altro giorno stavamo allestendo, una persona è passata e ha detto che meraviglia. Ho detto che bello, grazie. Ho detto, ma perché oltre a portare la bellezza, tu hai uno che magari un po' se ne intende, fa un confronto, uno che non conosce, dice cos'è sta cosa, va sul QR code e non ci conosce. Certo. Uno poi va a casa e dice, si è preso il nome dell'etichetta, dice aspetta che mi studio l'opera. Non è detto che succeda, sicuramente meglio di prima, che c'è stato sport. Okay. Sempre un valore aggiunto alla città. Sempre un valore aggiunto. Poi le stampe, potevamo spendere 2.000 euro ogni vetrina, veniva meglio, sicuramente, così noi con 100 euro abbiamo risolto il problema. Quando hanno venduto 3 palazzi, ci tengo a dirlo, hanno venduto 3 palazzi, smonteremo con gli alpini tutto per portarlo in altri negozi. E all'insegna della responsabilità sociale d'impresa, che noi siamo tutti responsabili, no? Di tutto quanto quello che facciamo e della bellezza della città dipende da noi, inutile che scarichiamo le colpe agli altri e siamo tutti responsabili. Se vogliamo dare il nostro contributo siamo noi che possiamo farlo. Certo, tutti assolutamente, tutti possiamo dare qualcosa, quindi se un giorno uno mi dice vengo ad allestire, invece di criticare viene lì e mi danno mano ad allestire, uno mi dice ma perché non mettiamo un'opera, una signora un giorno ci ha scritto, ha detto ma perché avevamo messo gli animali nell'arte, la riproporremo e l'abbiamo tolta per appunto le natività, certo. E la signora cara mi scrive ma perché non mettiamo anche il leone di San Gerolamo che c'è all'interno del Duomo di Conegliano. Dico sì, anche lì sembra facile, abbiamo dovuto fare la richiesta per poter utilizzare l'opera, per poterla fotografare e quindi stiamo aspettando dalla Curia l'ok. Però questa è cooperazione, il cittadino che ti dice perché non mettiamo quell'opera, perché non posso venire ad aiutarti, ad allestire, perché non posso prendere una borsa che così contribuisco, questa è cooperazione, esatto. Questa è bellezza, ognuno fa il suo. Ma è bello perché comunque suscita interesse, assolutamente. C'è un motivo in più anche certo. Come si dice, per avvicinarsi all'arte, perché comunque le persone... alla conoscenza. Sì. Perché secondo me serve, a parte che noi siamo sempre circondati da arte e noi cresciamo con l'arte, già all'epoca dei primitivi c'era l'arte con le pitture rupestri, certo. Quindi l'arte fa comunque con parte... la creatività cresciamo. Arte, sì. Esatto, quindi un po' tutto, noi siamo circondati dall'arte in generale, sì, dai palazzi, certo. Da tutto, poi il nostro, secondo me anche la nostra indole comunque porta alla creatività. Noi siamo a creazione, noi siamo spiriti creativi in un corpo, quindi siamo credo che sia una pura. Cosa innata nell'essere umano, certo. Il voler anche esternare questa, noi siamo creativi. Cosa, questa assolutamente. non possiamo dire dote, proprio questa natura innata. Ma noi siamo creazione. Sì, noi siamo creazione. Se tu pensiamo creazione, cioè per forza, quindi è ovvio che creando stiamo bene, perché siamo creazione. Sì. È il trasferimento del tuo essere in ciò che fai, esatto. Che paradossalmente vale per una qualsiasi cosa, cioè vale per la borsa, ma vale per questo. Poi chiaro c'è la serialità di certo. Chi ovviamente, poi ci sono le doti, le predisposizioni, però anche chi fa la vita, voglio dire, la crea in un certo senso, poi chiaro si apre un mondo. La visione del creativo è quello di vedere già finite le cose, poi comunque quando sono fatte le lascio fare agli altri, esatto. E quindi comunque poi si sperimenta altro, no? È sempre bello sperimentare. Assolutamente, anche. E quindi è bene, un po' questo. Guarda, noi adesso siamo anche in chiusura, quindi grazie. Niente, grazie a te per essere stata qua con noi. Ecco, io invito... Andiamo un attimo di pubblicità e poi ritorniamo. Sì. Ecco, siamo in chiusura adesso, quindi ti ringrazio Deborah per essere stata qua con noi. Grazie. È stato interessante tutto il progetto che fai, infatti in bocca al lupo per tutto quanto. Mi sembra che adesso stai
proprio stamattina. Sì, abbiamo finito di installare le ultime due riproduzioni di dipinti di fronte a Palazzo Sarcinelli, ci mancavano queste e quindi poi la mostra, l'esposizione di riproduzioni di opere d'arte inerenti alla natività nel corso della storia dell'arte si possono vedere. Sì, a breve, insomma questo, e poi il 21 facciamo un brindisi alla mostra che ci sarà allo shopping center, la mostra sul paesaggio, quindi il paesaggio visto dai tuoi occhi, e abbiamo richiesto ai cittadini, alle persone che volevano partecipare, fare qualcosa di buono per la città, una foto, e quindi ci sarà un'altra mostra simile, completamente diversa, ma nel format della sostenibilità, dedicata appunto al paesaggio, e un'installazione personale in collaborazione con l'artista fotografo Galiffi. Bene. E quindi abbiamo fatto questa opera a due menti e a 30 mani, perché poi ci abbiamo lavorato con i nostri laboratori. Proprio bravissimi, bravi. Quindi questo, quindi invito tutti a vedere. Quindi mi raccomando, seguiteci e sosteneteci. Perché seguite l'Arte di Conegliano, seguite tutte le iniziative della città. Noi vi aspettiamo qui perché adesso poi abbiamo inaugurato il Natale e oggi si inaugura ufficialmente. È già stato acceso l'albero l'8, il giorno dell'Immacolata, anche se il tempo non era bellissimo, però ha piovuto, però abbiamo fatto lo stesso perché la pioggia non ha fermato il nostro sindaco, non ha fermato tutti i cittadini che volevano un po' di festa, perché adesso come adesso, ancora di più in questo periodo, sentiamo, sembra di no, però la gente apprezza e ha voglia del calore natalizio e è felice anche per aver ricreato Conegliano. Infatti adesso faremo vedere un po' com'è la nostra Conegliano sotto le feste e il nostro Natale coneglianese che dura poi fino al 2 gennaio. Quindi venite qui che ci sarà la ruota panoramica, la pista, il pattinaggio sul ghiaccio, la giostra dei cavalli, e le casette, la mostra e un po' di tutto trovate qua a Conegliano. Qua a Conegliano non ci facciamo mancare niente perché ci teniamo ai cittadini coneglianesi, quindi a noi, e non solo, anche quelli che sono da fuori. Certo. Perché noi portiamo anche le persone, perché dobbiamo, come si dice, accogliere. E anche è bello poter condividere le nostre bellezze con gli altri. Certo. Siamo un po' la Porta UNESCO, abbiamo una stazione, una stazione in centro, più Porta UNESCO di noi, non so. Quindi meglio di così, ragazzi, certo. Noi vi aspettiamo qua a Conegliano, quindi venite qua con noi, venite a vedere le creazioni di Deborah, mi raccomando, e tutta l'arte che c'è, tutto quello che c'è di bello qua. E grazie ancora per essere stati con noi questa settimana, noi ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Veneto Globo.